Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Stranezze di popoli. Eccomi! Vai che siamo pronti, Ugo! Perfetto! Grazie, stiamo riscuotendo dei successi che ci hanno telefonato e ci hanno detto, insomma, delle cose per la serie Stranezze dei popoli. Vi parlerò di un popolo che fin dalla mia infanzia mi ha incuriosito, i giapponesi. Dunque, questi giapponesi, c'è qualche giapponese in sala che... C'è il giapponese. Innanzitutto il Giappone, vediamo cos'è. È un arcipelago, tutti sappiamo cos'è l'arcipelago. Lui mi fa... A casa mia sono pieno di arcipelaghi. È un insieme di pelaghi e sono migliaia e migliaia di isole che neanche i giapponesi sanno quante siano veramente. Perché ogni isoletta, ogni scoglio è un'isola. Vai lì con un canotto, ti ancori, fai isola. Delle cocce sulla spiaggia, isola anche quelle, sai i giapponesi. Maggiore prodotto di esportazione del Giappone sono appunto i giapponesi. Arrivano da tutte le parti. Ci hanno mandato in Italia, in Europa, telefilm giapponesi, i cartoni animati giapponesi, di Mazzonchi, Mirinka, Zingorta, Mandrake, Scroconda, Girimbanda, quello pugno spaziale, piede rotante, chiappa fettatutto, cose. I bambini sono rimasti entusiasti. Infatti c'è stato un bambino che ha visto un Mazinga, si è buttato dalla finestra, si è rotto un piede. La mamma l'hanno arrestata perché non le ha lanciati i componibili in tempo. Dico, cose da bestie, cose. Va bene. La più alta tecnologia del mondo, fanno le cose più piccole del mondo. I giapponesi fanno cose, gli orologi. Nell'orologio c'è l'ora, anche. Calendario, va avanti, sai premura, va indietro se puoi perdere del tempo. Se si rompe si apre uno sportellino, esce un giapponesino, sono tutti nel piccolo, ecco perché hanno gli occhi così, perché sono sempre lì nel piccolo, nei fusibili. Fate qualcosa di largo, una valvolona. Dov'è la valvolona? Dov'è? Questa non è, fate un candelabro grosso, un valvolone, eccolo. Per questo valvolone un giapponese si suiciderebbe per fare una cosa. Chi fa qui dentro ci farebbe un palazzo con 20 giapponesi qua dentro. Il giapponese. Ah! E non hanno ancora... I giapponesi hanno la massima tecnologia nel mondo, e ve lo giuro perché potete, io ho letto dei libri, andate in Giappone. I giapponesi, la più grande tecnologia nel mondo, e non sanno cos'è il materasso. Non hanno un letto. Infatti vengono come vengono in Italia, vedono i letti e dicono che comodini grandi. Infatti ci appoggiano addosso la roba e loro si fanno dei tagli nella moquette e dormono lì sul pavimento. Migliaia di anni per forza sono strani i giapponesi, dormono sulle stuoie, ci mettono anche le scarpe sotto. Prova un po' a dormire 10 anni su una stuoia con la scarpa sotto, se non diventi giallo come un giapponese. Per forza. E poi producono i giapponesi, producono. Perché? Perché in Giappone non esiste lo sciopero. Cioè non è che uno... C'è lo sciopero, però il giapponese cosa fa? Sciopera, ma lavora al doppio. Si mettono una fascia qua e lavorano senza stipendio, sono in sciopero. Oh. Allora sono danni, sì. Allora sono i padroni che nottetempo fanno sui muri. Basta, vogliamo lo sciopero. Io sono il padrone, scioperate di più, se no sono rovinato. Perché sono i padroni. Poi ci sono cose da bestia. Sullo sciopero non hanno il no. Nella lingua giapponese, guardate che non c'è il no. Un giapponese non può dire no. E uno dice, come fa? Non può dire no. Cioè, sì ce l'hanno, no. Allora se vuoi fare uno scherzo a un giapponese, come fai? Lo riduci proprio. Vai lì con una torta, non so, di vermi schifosa. E dici, vuoi un pezzettino? E lui non c'ha il no, come fa?
Mangiane un pezzettino buono tutti i verni, mangia. E lui... E vabbè, dammene un pezzettino qua, me la metto qui dentro, cosa da fare. Il giapponese, aia! È finita la lezione sui giapponesi. Vediamo la massima di questa volta. La massima di questa volta è giallo di sera, il giapponese si dispera, proverbio mongolo. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, mi raccomando, pensate a quello che dico. Ciao a tutti. Ciao. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Ristorante giapponese. Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi. Sono bravo in tutto, sono bravo Simac. Arancia, ti spremo tutta arancia. Carota, io ti centrifugo. Ghiaccio, ti riduco una granita. Bravo Simac tutto in uno. Bravo Simac non c'era e Simac l'ha inventato.